Furti in corso con il suo presidente Christian Demma fa un passo ulteriore nella lotta a questi reati, con l'esposizione all'esterno della sua abitazione di un cartello che richiama l'articolo 383 del Codice Penale, forse sconosciuto ai più. Ogni privato di cittadino può arrestare una persona se la stessa commette un reato perseguibile d'ufficio, quindi in flagranza di reato, che può essere una flagranza impropria, una flagranza di quasi flagranza, cioè ci sono queste virgole. Allora, questo è un articolo molto complesso a livello giuridico. Nel momento in cui io invoco questo articolo, io posso, tra virgolette, trattenere la persona nel minor tempo possibile affinché non arrivino le forze di polizia, e quando chiamerò il 112, numero unico di sicurezza, devo anche specificare a loro che sono diventato un pubblico ufficiale in base a questo articolo. Demma sottolinea più volte la complessità dell'articolo, invitando dunque i cittadini ad informarsi per capire quale sia l'ambito nel quale muoversi nel caso si intenda applicarlo. E questo è un sunto, e sono già 6 pagine per un sunto di tutto ciò. Perché? Perché nel momento in cui io invoco l'articolo 383 del Codice di procedura penale, divento in quel momento un pubblico ufficiale, quindi con tutti gli oneri e onori della situazione, quindi devo stare attento a qualsiasi cosa mi muovo. Demma promette che questo non sarà l'unico cartello appeso all'esterno della sua casa. Io tappezzo tutto intorno in maniera che da qualsiasi parte entrino sanno che se poi altri vogliono informazioni possono informarsi col codice di procedura penale, però anche tramite giuristi, o noi come associazione siamo disposti anche a dare un aiuto per capirlo. Furti in corso organizzerà degli incontri online e metterà a disposizione delle brochure per conoscere meglio l'articolo 383, ma questa è l'estate più difficile degli ultimi anni sul fronte dei colpi in case e attività commerciali, e i cittadini sono stanchi, spiega ancora Demma, consapevole che questo suo gesto accenderà un dibattito non solo nell'opinione pubblica. Una provocazione o un invito ai cittadini a fare altrettanto? No, inizialmente è una provocazione, ma io invito anche i cittadini, sempre sapendo bene a cosa vanno incontro, se poi effettueranno questa situazione, di tempestare tutti i cancelli e le cancellate di questa cosa, in maniera che anche questi delinquenti sanno che iniziamo a essere preparati anche noi. Si aspetta qualche chiamata importante? E beh, penso proprio di sì. Sono pronto, nel senso che me lo aspettavo e volevo anche un po' questo, perché in maniera che poi la gente capisca che la giustizia che viene chiesta è vera e bisogna anche attuarla. Io mi auguro che anche il ministro Nordio potrebbe anche chiamarmi avendo il mio numero